Caro popolo del Marocco, Assalamu alaikum, la pace sia con voi. Tra poco mi recherò nel vostro caro paese per una visita di 2 giorni. Ringrazio Dio per questa opportunità che mi dona. Sono grato a Sua Maestà, il Re Mohammed VI, per il suo gentile invito e alle autorità marocchine per la premurosa collaborazione. Sulle orme del mio santo predecessore Giovanni Paolo II vengo come pellegrino di pace e di fratellanza in un mondo che ha tanto bisogno. Come cristiani e musulmani crediamo in Dio, creatore, misericordioso, che ha creato gli uomini e li ha posti nel mondo perché vivano da fratelli, rispettando sé nelle diversità e aiutandosi nelle necessità. Egli ha affidato loro la terra, nostra casa comune, per custodirla con responsabilità e conservarla per le future generazioni. Sarà una gioia per me condividere con voi direttamente queste convinzioni nell'incontro che avremo a Rabat. Inoltre questo viaggio mi offrirà la preziosa occasione di visitare la comunità cristiana presente in Marocco e di incoraggiare il suo cammino. Come pure incontrerò i migranti che rappresentano un appello a costruire insieme un mondo più giusto e solidale. Cari amici marocchini, vi ringrazio di cuore fin da ora dalla vostra accoglienza e soprattutto delle vostre preghiere, assicurando le mie preghiere per voi e per il vostro caro paese. A presto!